cattiveria, in gergo napoletano si dice cazzimma, no? Sì, anche se ho letto un po' il significato Eh, di cazzimma e racchiude un po' eh, diverse, no? La cazzimma allora, può esatto, sembrare... Sì. nel gergo napoletano cazzimma o ce l'hai o non ce l'hai. Nel calcio invece si può lavorare, no, per migliorare questa cattiveria agonistica sotto porta, questo cinismo che lei chiede. A che punto siamo? È soddisfatto nel senso che si può fare di più? Guarda, sicuramente, ma io lo posso dire anche in maniera molto serena perché quello che dico a voi poi lo dico prima ai ragazzi. Ai ragazzi non arriverà mai dopo il messaggio, ecco, dopo di voi, con tutto il rispetto, ecco. Io dico sempre ai ragazzi, quello che noi dobbiamo sicuramente migliorare in maniera forte e quando arriviamo lì, negli ultimi 30 metri, nella scelta, nella qualità del passaggio, nel colpo del calciatore talentuoso che comunque durante l'anno chi c'è il talento, il colpo lo deve avere, il modo di attaccare l'aria in maniera cattiva. Queste sono tutte cose su cui noi stiamo lavorando, ci stiamo lavorando da un po'. E sicuramente questo è un aspetto che noi dobbiamo migliorare. Però, come vi dico sempre, quello che a me lascia sempre molto, non sereno, perché sereno è difficile essere sereno, ecco, però mi lascia sempre molto, dopo ogni allenamento, contento vedere l'applicazione di questi ragazzi, capito? Che eh, ogni volta che andiamo ad affrontare una determinata, una specifica situazione e capiscono che devono migliorare, li vedi che sono applicatissimi al 200%. Quando io vedo questo, sono un allenatore contento, felice. Perché? Perché vedo dei ragazzi che capiscono e hanno soprattutto voglia di migliorarsi, hanno voglia di alzare di livello, ma tutti quanti, dal primo all'ultimo. E questo, ripeto, loro da questo punto di vista mi rendono molto felici, molto, molto contento, cioè di fare questo lavoro, di avere questo gruppo a disposizione, ecco.